cima allo scalone. Come vi accennavo stamattina, c'entrano poco. Quello che è uno dei più grandi esperti di trasporti pubblici, che tra l'altro è che fa, avevamo fatto più di 5 anni fa un comitato, 3 convegni sull'Expo, insieme a Salzano, Gadol, Matteo Vitiello. Mi scuserete se tentenerò un pochino nel parlare, però io... Allora, Nino Balza, scusate, nessuno lo sa, di medicina democratica. Io pensavo che conoscessero tutti. Scusa. La medicina democratica, il movimento di lotta allo schifo. Dicevo, mi scuserete se avrò dei tentennamenti, però io mentre leggo devo anche sintetizzare, perché altrimenti l'intervento durerebbe più di un'ora nel caso. Quindi abbiate pazienza se ogni tanto mi incento. In questi giorni, riordinando i materiali per un libro, ho rivisto questo numero di Sapere, che è la rivista fondata da Giulio Maccalcaro e che è anche il fondatore di Medicina Democratica, un movimento di lotta per la salute. Se riesco a governare questo. E molti di voi forse conoscono Sapere, magari conoscono anche 50 anni fa la conoscevo. Maccalcaro. Credevo non esistesse più. Perché dici questo? 50 anni fa la conoscevo. No, Maccalcaro non esiste più perché è No, morto. Sapere. Ah, Sapere. Questo è un numero del 1978. Ah, E medicina democratica come magistratura democratica che a volte non esiste più, a volte. Una volta era diretta da Maccalcaro, ma dopo qualche anno l'editore Dedalo ha cambiato la gestione, per cui la rivista non è stata più in mano a persone come Maccalcaro, è diventata una rivista indicativa. Io non la vedo da molti anni, ma non è stata più legata alla tradizione di medicina democratica, tanto che venne fondata successivamente epidemiologia, un'altra rivista che è epidemiologia e prevenzione. Sì, c'è ancora. Questo numero di Sapere è dedicato al disastro sanitario ambientale di Seveso e si apre con un editoriale molto esplicito. Non si è trattato di un incidente, ma di un delitto. No. Sul caso Seveso, Medicina Democratica si è fatta le ossa come associazione. Quindi il 2016, quest'anno, è contemporaneamente il quarantennale di Seveso e il quarantennale di Medicina Democratica. L'incidente avvenne, chi è meno giovane se lo ricorda, nell'azienda Ipmesa di Meda, che causò la fuoriuscita la dispersione di una nube di diossina nei comuni della Bassa Brianza, particolarmente quello di Seveso. Secondo una classifica della rivista Time, l'incidente è all'8° posto tra i peggiori disastri ambientali della storia. La popolazione informata dopo 8 giorni, i bambini sfigurati dalla cloracne, l'evacuazione di massa di aborti, la caduta dei poteri immunitari, le lesioni epatiche e nervose. C'è stato, come me ha visto, le carcasse degli animali ammassate lungo i fossi, i soldati che sono intervenuti
il filo spinato, per le ruspe. Ecco, sono negli occhi di molti di noi queste immagini. Ancora nel 2008 uno studio pubblicato ha evidenziato, a distanza di decine di anni, le probabilità di avere alterazioni neonatali, ne abbiamo visto una fotina prima, ormonali, che sono cause appunto di difetti fisici, intellettuali legati allo sviluppo. L'aumento dei tumori nelle zone più inquinate sono ben oltre la media, in gran parte di mielomi e leucemie. All'indomani del disastro furono aperti due procedimenti, uno penale e uno civile nei confronti dell'ICMESA, e nel 1980 era la Roche e Givaudan per Svizzera. Nel 1980 la regione Lombardia raggiunse un accordo con la Givaudan e la Roche, e l'accordo era quello di risolvere in via bonaria i processi, ovviamente in questa maniera escludendo i propri dirigenti dai giudizi penali, e i danni ai privati, alla popolazione, anche quelli furono risarciti in via bonaria direttamente da un ufficio a Milano che aveva 7.000 pratiche e liquidò il tutto per 200 miliardi di lire. Fate i conti e vedete che diviso 7.000 mi sa che venga fuori 20 milioni di lire, quindi veramente una cosa insultante. In sintesi, i tribunali non fecero giustizia, gli inquinatori non fecero un giorno di galera, pagarono le cifre irrisorie alle vittime e la diossina è ancora sepolta oggi sotto un palco. I giornali del resto smarrirono la notizia. Evidentemente già allora era a regime quella che Qualica definisce di distrazione di massa. Oggi poi siamo nella ideologia del pensiero unico. L'economia di stampo liberista e della crescita illimitata sarebbe scienza incontestabile. Il primato dell'economia sulla politica sarebbe un assioma universalmente riconosciuto. Il mercato sarebbe il parametro di ogni attività umana. Dunque, politica, cultura, servizi, istruzione, sanità, ambiente e Stato sociale dovrebbero essere assoggettati al mercato, perciò affidati all'iniziativa privata. Altrimenti il mercato sarebbe. Il pensiero unico applicato ai giornali e alle TV in Italia oggi, non vorrei esagerare, ma credo che se li contiamo i giornali di opposizione, non so se andiamo oltre a 2 in Italia, che neanche ai tempi di Berlusconi questo era mai avvenuto. Comunque, il disastro di Seveso spinse gli Stati europei dell'Unione Europea a dotarsi di una politica comune in materia di prevenzione dei danni e rischi ambientali, a partire dal 1982, già calcoliamo quanti anni sono passati, tramite una direttiva denominata direttiva appunto Seveso, che tra l'altro diventarono 4 queste direttive, che furono tutte recepite in ritardo in Italia, la prima nell'88, 12 anni dopo i fatti di Seveso, e l'ultimo l'anno scorso. Arrivati in ritardo, rispettate ancora meno. Tra i 750.000 siti ad alto rischio citati da Qualica, basta guardare solo per capire il grado di ricezione di queste normative. Sul numero di sapere campeggia un altro titolo: eliminazione dei fanghi rossi, sviluppo della chimica fine e dell'occupazione. Qui viene illustrata con enfasi dovuta una elaborazione presentata a Montevideo da 5 consigli di fabbrica, ed era un vero e proprio segmento di un piano di settore per la chimica. All'epoca il PC era nell'area del governo, si parlava molto di
programmazione e piani di settore. Il biossido di titanio, così come veniva prodotto a Spinetta e a Sparlini, in provincia di Grosseto, rappresentava uno degli esempi più emblematici di distruzione ambientale, di rapina del territorio. Erano i famosi fanghi rossi che venivano scaricati nel Tirreno, come vedremo poi dopo, e in Bormida, nel momento che la Francia ci dichiarava la guerra per cui avevano finire in Corsica. Dovete considerare questo, che il prodotto finito, cioè il biossido di titanio, rappresentava il 10% di media rispetto a tutte le sostanze del ciclo produttivo. Il resto veniva considerato scatto e buttato via, buttato male nel fiume. La piattaforma operaia, uso questo termine perché allora era questo il termine che veniva usato, si usava la parola lavoratore, ma operaio, capovolgeva radicalmente questa piattaforma, la logica, e integrava addirittura la siderurgia con la chimica, recuperava tutti gli scarti, li trasformava in prodotti di chimica fine. Dunque faceva bonifica, rispetto della salute dell'ambiente, aumento dell'occupazione e miglioramento anche della bilancia dei pagamenti, che è una cosa che bisogna tenere in considerazione. Di che presa in esame negli ambienti scientifici a Bruxelles il governo e Montedison non ha conosciuto quella piattaforma. Montedison uscì addirittura dall'anzato di biossido di titanio, poi uscì dalla ricerca e poi uscì dalla chimica tutta completa. Quella piattaforma, ma anche il successivo convegno nazionale che teneva Spinetta sulla ricerca chimica, ecco Polina, penso che possa essere definita una prima resistenza operaia e ambientalista al capitalismo selvaggio chiuso che tu descrivevi partendo dagli anni 90 di Reagan. Noi allora c'era la condizione che stavamo svolgendo un ruolo dirigente, il ruolo dirigente della classe operaia. Sembra nostalgico, voglio ricordarlo storicamente, perché erano anche termini che venivano usati. Mentre i governi con Confindustria spingevano la chimica e la ricerca allo spazio, cosa che è avvenuta. Andiamo avanti. Spinetta Marello, nel giro di pochi anni, fu chiusa la ricerca, tutti gli impianti del ciclo di biossido di titanio. Montedison li seppellì sotto e attorno allo stabilimento insieme a tutte le scorie tossiche e cancerogene. Non si è neanche scomodata di seppellirli, dove abbiamo visto nei fondali del Mediterraneo o nell'Africa. Per decenni, prima il Consiglio di Fabio, poi segretamente abbiamo visto che la sensibilità ambientale è calata, soprattutto in medicina democratica, al costo di uno stilicidio di rappresaglia compreso il minimo licenziamento, hanno mantenuto viva la rivendicazione di andare a vedere cosa c'era sotto, cosa stava succedendo sotto attorno a questo provvedimento. Allora noi dobbiamo arrivare al 2008 per vedere Ausimo Solvay, poi è passata in corte di assise ad Alessandria con i capi di imputazione, avvelenamento doloso delle falde e omessa bonifica. Il procuratore capo di Alessandria era Michele Di Lecce, che era questa mattina. E sarà qua domani. Ecco, io ho conosciuto, ho frequentato molto bene. La pubblica accusa, formulata proprio da Michele Di Lecce, a carico degli imputati, per uno dei più gravi disastri ambientali italiani, non è stata di colpa, bensì di dolo. Finalmente un procuratore della Repubblica ha avuto il coraggio di incriminare il dolo. Perché dolo? Perché questi imputati erano perfettamente a conoscenza che c'era 1 milione di metri cubi di enormi discariche tossiche e cancerogene, e quali stavano dilavando nei terreni e andavano giù fino nelle falde. Dunque avevano coscienza che stavano avvelenando le falde, nonché l'acquedotto di Alessandria.
che stavano provocando danni alla salute ai lavoratori, ai cittadini e all'ambiente. Quindi non solo, ma avevano dolosamente omesso, nascosto, falsificato alle autorità i dati. Infine avevano addirittura somministrato acqua avvelenata ai lavoratori e ai cittadini, direttamente dal posto che era sotto lo stabilimento. Più dolo di così. Articolo 439 del codice penale: chiunque avvelena acqua destinata all'alimentazione prima che sia un articolo distribuito per il consumo è punito con la reclusione non inferiore a 18 anni. Così dice la legge. Ma la legge del 12 no. Adesso parliamo di nuova legge con reati, eccetera, eccetera. Ci sono le leggi, ci sono sempre state, volendo applicarle. Nella falda e nell'acquedotto cittadino sono stati analizzati almeno 21 veleni dal procuratore della Repubblica, dal cromo esattamente all'IDT. Non vi faccio l'elenco per non portare via nessuno, che sono state bevute come un cocktail. Quindi queste sostanze interagiscono tra di loro e gli effetti tossici e cancerogeni si combinano, non fanno la somma, fanno il prodotto, si moltiplicano in termini esponenziali. L'epidemiologo della regione Piemonte al processo ha relazionato, ha dimostrato che questo micidiale cocktail provoca spinetta maligna fino all'80% dei tumori in più. I bambini nascono con malformazioni genetiche. Giornali hanno dato per qualche giorno notizia della cosa, un certo risalto, una cosa che per loro in giro fosse una novità, ma nel cielo sta dicendo. Più che il pubblico ministero, c'era già più di legge il sostituto ovviamente, ha chiesto per gli 8 risultati in partenza erano 38, già da 38 portati a 8, 127 anni di reclusione. La sentenza della Corte di Assise di Alessandria, che è stata fatta a dicembre, è scandalosa. Va collocata opportunamente nel nostro libro Ambiente e diritto perfetto, fra le tante. Sono state anche ricordate Letterni, Tissot, Bussi, l'elenco è lunghissimo, per definire che non esiste in Italia, se fosse legge, di legge assenterebbe sotto la testa senza dire che è vero, non esiste in Italia una giustizia in campo ambientale, non esiste. E questo libro lo dimostra. Il pubblico ministero aveva chiesto da 10 a 18 anni per gli 8 imputati. Dopo 7 anni, durato il processo di udienze, noi contiamo 4 imputati solo, i più grossi, perché il fatto non sussiste. Cioè, quello che ho detto fino adesso io del Ministero sono delle cazzate. Gli altri 4 minori sono stati condannati a lieve pene di colpa, involontari, sono successe delle cose per colpa, no? La bonifica della Sugnana. Quindi la bomba ecologica di Spinetta Marengo viene equiparata penalmente allo sversamento di una cisterna in un fiume. Se voi avete un bidone a casa e lo andate a tirare, rischiate quello che hanno rischiato questi qui che hanno governato per decine di anni. Secondo i giudici di Alessandria, purtroppo anche i giudici di altri tribunali italiani, il dolo non è dolo cosciente, è involontarietà della cura. La prescrizione diventa facile in questi casi, i vertici dell'azienda sono considerati assolti e le tonnellate di prove provate di legge sono carta straccia. Quindi abbiamo tante vittime di questa sentenza, di morti, di ammalati, di abitanti incorosi inquinati del territorio. Il mondo ambientalista che aspettava una sentenza diversa da quella che sta avvenendo in giro per l'Italia. Insomma, la vittima è stata la giustizia che per essere uguale per tutti, la si legge, no? Dovrebbe, per citare Raffaele Guariniello,
cercare di fare il bene per il più debole. Questo è dichiarato Guariniano. Sono pochi, lo dicevo già prima, i pubblici ministeri, Guariniano, Di Legge e pochi altri, che hanno avuto il coraggio di porre il reato di dolo nei loro capi di imputazione. E sono quasi nessuno i tribunali che sono andati controcorrente e che hanno condannato per reati per dolo. Noi abbiamo posto il processo di Alessandro al centro del libro Delitto, Ambiente Perfetto, proprio perché le aspettative rispetto a questa sentenza erano notevoli, perché noi siamo in una fase storica che è caratterizzata dalla crisi dei movimenti protestisti. Parliamoci chiaro, proprio in posso seguire un concetto di neve, non devo chiamare il film, visto che sono l'ultimo al telefono. Dicevo, siamo in una fase storica caratterizzata dalla crisi dei movimenti ambientalisti e in parallelo abbiamo delle sentenze assolutorie rispetto ai disastri sanitari e ambientali, su tutte le Eternit e le prossime ci saranno sull'Ilva, che avevano scandalizzato noi, il nostro mondo ecologista, e avevano aperto in Italia un dibattito vasto in materia ambientale. Alessandro poteva, ci siamo illusi che potesse essere un'inversione, di fare un'eccezione, invece non ha fatto eccezione. Quindi possiamo di nuovo tranquillamente riaffermare che non esiste una giustizia ovvero che la giustizia in Italia si è adeguata prontamente al nuovo clima sociale e politico, che è il clima del liberismo, della globalizzazione e del pensiero unico che ricordavo. In questo funziona con la potentissima e pervasiva distrazione di massa, come tu l'hai chiamata, che alimenta l'insicurezza della popolazione, impoverimento, terrorismo, immigrazione, insicurezza urbana, così come Palida ha detto. E io sono d'accordissimo con lui, credo che un grande merito di questo convegno sia proprio quello di tentativo di spezzare la divisione dei saperi, delle conoscenze, delle professionalità. Dobbiamo agire come un collettivo, tutti insieme, universitari, ricercatori, magistrati, poliziotti, avvocati, amministratori locali, soprattutto cittadini comuni di qualunque mestiere e professionalità. Il libro, questo qui, è a sostegno della tesi appunto che non esiste una via giudiziaria dell'ambiente sano. Sostiene quindi che le lotte popolari, dentro e fuori le fabbriche, devono essere prevalenti rispetto ad un'altra forma di lotta. E per dimostrarlo c'è tutta una casistica di risparmio di casi in Italia che vanno in Valeggio, di Casale, a Busce, di Reggio, di cui si sta, anche qui è stato chiesto 18 anni, cadrà tutto in prescrizione di nuovo, l'IVA di Taranto, la Terra dei Fuochi, la protezione nucleare. Non vi faccio l'elenco perché vi ho già portato via un buco di tempo. Concludo, perché la morale di questo racconto che ho fatto, sintetizzato da Senecio a Spinetta Marengo, quali differenze avete notato voi in questi 40 anni che sono trascorsi? Secondo me, sulla qualità dei governi e degli industriali locali e nazionali, in generale del centro politico dell'informazione, gli esempi di incompetenza e connivenza e collusione sono eloquenti, non facciamoci illusioni su questi problemi. Sgombriamo il campo da un altro equivoco, parliamo di disastri, quando parliamo di disastri sanitari e ambientali non si faccia affidamento sul deterrente della repressione. Le sentenze potrebbero essere un deterrente. Se tu punisci adeguatamente gli inquinatori, questi
comincerebbero a dirigere il pubblico, chiederebbero di me. Assolutamente no. I tribunali e la giustizia fanno dell'ambiente un diritto perfetto, non puniscono, non impongono i costi delle bonifiche, chi sbaglia non paga chi lo dice. Non esiste una via giudiziaria all'ambiente sano perché sostituisca le lotte popolari dentro e fuori le fabbriche di morte. Le improbabili e minime condanne non sono un deterrente, non generano le bonifiche. I veleni dove sono, quelli di seguito sono là e quelli di Spinetta Marengo e sperano dove sono. L'unica arma su cui puntare, ed è questo un cardine di medicina democratica, è la prevenzione. Prevenzione primaria, la prevenzione non intende quella di andare a fare le diagnosi negli ambulatori. La prevenzione primaria, cioè le lotte che prevengono i disastri, cioè le lotte dei movimenti ecopacifisti. A questo riguardo, in questo libro, sono dedicati intensi capitoli. Se qualcosa di buono in questi anni è stato fatto in favore dell'ambiente, è stato grazie alle lotte dei movimenti. Sulla pace ci siamo un pochino deboliti. I movimenti sono l'emblema della resistenza. Questa sessione qui è intitolata della resistenza. Io credo che il movimento sia la bandiera della resistenza. Purtroppo anche loro hanno commesso degli errori, alcuni sono imperdonabili, come all'indomani del referendum l'acqua nucleare, che è stata una vittoria clamorosa, è stata buttata alle ortiche. È stata un'occasione storica perduta e tempo aspettativi non hanno saputo, voluto, per responsabilità soprattutto dei movimenti dell'acqua, dei romani, non hanno voluto diventare soggetto politico di governo nazionale dei beni comuni. Abbiamo subito una sconfitta epocale. Restano sempre, secondo me, una nostra speranza di resistenza, lo spero. Anche questo è trattato nel libro che successivamente a tempo è scaduto e quindi vi rimando alla lettura che questo libro noi lo stiamo divulgando a nostre spese come sezione, però tutti i ricavati integralmente vengono dati di volta in volta alle associazioni, in questo caso ai movimenti notati, che noi non veniamo tirati fuori, una maniera nostra di contribuire ai movimenti e quindi se mi interessa il libro, se mi interessa lasciare qualche cosa, la destinazione che poi viene pubblicata sul blog che riceverete, se avete lasciato l'indirizzo, saprete anche le cifre di volta in volta che vengono. Vi ringrazio e vi saluto.